Benvenuti alla lezione di teoria numero 4. Oggi affrontiamo un paragrafo molto semplice, nel senso che c'è poco da spiegare e poco da suonare. I simboli, quindi segni convenzionali, simboli, sono altre cose che noi possiamo trovare insieme alle note e alle pause sul pentagramma, e queste ci aiutano a capire come vanno eseguiti alcuni passaggi musicali. Bene, vediamoli dalla figura sempre del manuale. Ecco, possiamo osservare quindi una serie di lettere, di segni, forchette, puntini, eccetera. Analizziamoli. Alcuni sono abbastanza semplici. Abbiamo F per forte, quindi il simbolo, la denominazione e l'effetto: suonare con forte intensità. P piano, suonare con debole intensità. 2F vuol dire più forte, quindi fortissimo, suonare molto forte. 2P, suonare molto piano. MF vuol dire mezzo forte, o MP mezzo piano, quindi con media intensità. Poi abbiamo uno sforzato, quindi produrre un accento marcato, che può essere anche espresso con questa B capovolta. E poi abbiamo le forchette del crescendo, del diminuendo, quindi a partire dal punto in cui comincia la forchetta che si allarga, bisogna suonare aumentando gradualmente l'intensità del volume delle note, e viceversa quando invece si chiude la forchetta, da quel momento diminuire, quindi diminuire gradualmente l'intensità. Al loro posto possiamo anche trovare proprio le parole scritte, crescendo e diminuendo. Poi abbiamo una V capovolta con un puntino, quindi un accento staccato, quindi nota da accentare e da staccare, ecco, tipo così. Quindi per staccato si intende una nota che viene accorciata di tutto il suo valore, quindi è molto breve, anche se è una semiminima, diventa tipo una biscroma, insomma, poi dipende dall'andamento e dal tipo di brano che stiamo suonando. Poi abbiamo questo puntino con questa piccola curvetta sopra, chiamata corona oppure punto coronato. Questa ferma il tempo a discrezione dell'esecutore, cioè in quel momento là si sospende il tempo, si aspetta su quella nota dove c'è posto questa corona, a discrezione, insomma a piacimento. Poi abbiamo questo doppia stanghetta con dei puntini alla sinistra, che indica di ripetere da capo. Infatti viene chiamato, lo spazio interno viene chiamato ritornello o ripetizione. Nel ritornare da capo però, se poi abbiamo dei puntini alla sinistra, dei puntini alla destra della doppia stanghetta, allora poi bisogna ripetere le misure, le battute comprese tra i due segni, quelli che ha i puntini a destra e quelli che hanno invece i puntini a sinistra. Poi abbiamo questo numero 1 sotto questa tipo parentesi quadra, che vuol dire da eseguire alla prima esecuzione, quindi come prima volta, perché subito dopo ci sarà la battuta che indica una ripetizione, e quindi la seconda volta bisogna eseguire invece quest'altra battuta. Quindi la prima volta dove c'è scritto 1, quando si ripete si torna al punto di ripetizione e si ritorna alla battuta in questione, bisogna saltare la battuta dove è indicato numero 1 e andare direttamente al numero 2, infatti seconda volta. Bene, questi sono i simboli che noi troviamo in questa parte del libro, in questa parte del nostro percorso, a livello quindi base, perché sono prevalentemente segni di dinamica oppure appunto di ripetizione, eccetera. Poi avremo più in là anche segni di abbellimenti, gruppi di note irregolari, insomma un po' di cose. Però per il momento voi fate riferimento alla pagina simboli, quindi al paragrafo simboli, quando trovate delle cose che non sono né note né pause, e per capire il loro effetto. E poi chiaramente io vi rimanderò a questo paragrafo proprio durante l'esecuzione dei pezzi che abbiamo nella sezione lettura e repertorio. Bene, per questa lezione è tutto, non mi resta che darvi appuntamento alla lezione di teoria numero 5, dove invece tratteremo il paragrafo il tempo, che è un paragrafo molto importante. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!